Due ciacole al caffè. Incontri con persone, personalità e personaggi per chiacchierare del passato, del presente e dell'avvenire della nostra città. Due ciacole al caffè. Ogni 15 giorni un nuovo appuntamento. E il prossimo ospite potresti essere tu. Incontriamoci per Due ciacole al caffè. Buon pomeriggio e benvenuti al Caffè Baruffino per Due ciacole al caffè. Ciao Marisa. Ciao Alessandra. Vi presento Marisa Boscolo, anche se non ha bisogno di presentazioni perché molti la conoscono in questa città. Per dire la verità, trovarti via terra è abbastanza difficile perché lei è proprio una donna che non ha i piedi per terra, vero Marisa? Il tuo elemento è il mare. È il mare, sicuramente. Marisa Boscolo è una donna di mare a tutti gli effetti. Sì. Una passione, Marisa, che nasce molto tempo fa. Sì, molti Quando? anni fa. Io ero ancora ragazzina e mio fratello, che è più grande di me, si è costruito due barche Da a solo? vela. Sì, con l'aiuto di amici, ecco. Ed è nata la passione perché ho visto il suo esempio e quindi l'ho seguito. Sarei andata con lui, avrei provato? Sì, certo. Avrete fatto un sacco di incidenti? Certo. Ovviamente. Le prime esperienze sono state... Preso qualche spavento anche? Sì, un disalberamento, Però, piccole cose. piccole cose. Una bella bufera, insomma, con vento bello forte. Quindi Però Marisa ha un carattere che sul mare si è temprata veramente molto. Sì, ci è servito Vero, proprio Marisa? come esperienza. E poi ho tralasciato un po' per gli studi e la vela, ma subito dopo ho trovato un impiego e ho ripreso un po' l'attività. Però la svolgevo così, nelle ore di Come hobby, di diciamo. riposo, ecco. E poi a un certo punto invece questa passione è diventata assoluta. Sì, tu hai fatto una scelta importante a un certo certo, punto, perché tu hai ho lavorato in deciso. ospedale per Sì, molto tempo. Sì. Ho deciso che dovevo lasciare quell'attività e dedicarmi a tempo pieno alla vela. Quindi adesso è un bel po' di tempo che tu hai un'attività insieme con Morgan. Con dei soci, sì, avevo due soci, ne è rimasto uno. Ecco, Marisa e Morgan hanno una società adesso che fa scuola vela, fa charter, avete due barche che si chiamano? Si chiamano Marada e Amanda. Marada e Amanda, due parole così, dal suono molto simile e molto dolci che assecondano dall'idea al mare, no? Sì. E con queste due barche ne fate di tutti i colori. Sì. Ecco, e che cosa è la cosa più bella dell'insegnare alle persone poi in una città così, ad andare per mare? Tanto è una cosa... Ti chiedo se è una cosa difficile, chi si rivolge a voi e qual è la vostra soddisfazione, qual è la tua soddisfazione prima di tutto? Beh, sicuramente la soddisfazione maggiore è quella di vedere che le persone che sono venute a scuola hanno imparato la tecnica della navigazione a vela e sono riuscite poi a partire decise con la loro barca e stanno ancora navigando. Quindi hai allevato, sì, certo. Insomma, posso dire un sacco di naviganti. Sono un sacco di allievi che ogni tanto vengono a trovarmi, ma che ormai sono diventati dei bravi navigatori e se la cavano, sono autonomi. Se la cavano molto bene. Senti, tra le cose che so che tu sei un'amante sfrenata del mare, ma sei anche giustamente molto rigorosa. Certo. Ecco, quindi se tu dovessi stendere un decalogo, che poi sono le cose che dirai chiaramente anche ai tuoi allievi, e dovessimo fare un elenco, cosa diresti? Qual è il tuo decalogo? Cosa bisogna fare in mare? Cosa non bisogna fare mai? Sicuramente il primo comandamento è sicuramente quello del rispetto per il mare. Il mare è più forte di noi, non possiamo dominarlo completamente. Quindi dobbiamo sempre rispettarlo anche dal punto di vista ecologico-ambientale, ma anche quando si naviga non si deve mai sottovalutarlo, perché le situazioni possono cambiare rapidamente. E trovarci in difficoltà. Te ne saranno capitati episodi di questo genere? Sì, un'infinità. Abbastanza. Immagino, però sì. Insomma mai avuto problemi grossi? No, grossi problemi no, sono sempre riuscita a superarle bene e soprattutto la navigazione a vela insegna a superare i problemi e le difficoltà.
con le proprie forze. Certo, non hai molti strumenti. Non c'è niente, non c'è il carro attrezzi che ti può venire a prendere, non c'è Certo. il meccanico che arriva in mezzo al mare, quindi devi arrangiarti, devi saper fare. Quindi il secondo comandamento mi pare di secondo capire che è sia quello. sapere per poter fare con le proprie Sì, forze. sì, quello senza. Una cosa molto importante. Sì. E poi una cosa volevo chiederti, i chioggiotti come sono rispetto alla navigazione a vela? Sono di più, adesso non vogliamo fare proprio una classifica, ma insomma sono di più i foresti, sono di più i chioggiotti? Sì, sono di più i foresti. I chioggiotti purtroppo vedono la navigazione soprattutto come un lavoro, perché sono pescatori. E quindi non è tanto divertente per loro probabilmente certo. la navigazione. Ecco, mentre invece chi viene da fuori, chi invece vive sulla terraferma, ha invece un maggior entusiasmo per affrontare la navigazione soprattutto a vela. Ho capito. Ecco, rispetto alle persone, un'altra cosa mi interessa chiederti, perché sicuramente tu ne hai una grande esperienza, l'elemento umano è molto importante, molto importante. Si dice, chi non ha mai sentito dire che in barca si sono rotte amicizie di decenni, è vera questa cosa o no? Beh, ecco, direi che è vera in parte, ecco. Quando c'è una persona che è lo skipper, che gestisce le dinamiche di gruppo, questo succede meno frequentemente. Bisogna essere anche un po' psicologi per essere skipper. Quindi bisogna avere anche un po' di nozioni di psicologia, sapere conoscere le persone, eccetera, individuare quello che può essere per esempio una personalità molto forte che tende ad emergere sulle altre e che quindi in un certo senso tiene il banco. Può creare dei problemi di equilibrio. E può creare degli squilibri fra le varie componenti del gruppo. È importante la navigazione a vela perché c'è il gruppo, la squadra, l'equipe, l'equipaggio, sono un tutt'uno che devono lavorare insieme per un unico obiettivo che è quello di arrivare sani e salvi e contenti. E contenti. Cioè non è solo vacanza. Non è solo una vacanza, è anche una scuola che insegna come ci si deve comportare in gruppo. Ecco il caffè Marisa, grazie. Grazie. Immagino che ne abbiate viste di tutti i colori, in questo senso, quindi qualche amicizia rotta, ma anche tante amicizie nate magari. Tantissime, tantissime. Noi abbiamo una bella esperienza proprio di tantissime persone che non si conoscevano, che sono arrivate senza conoscere uno dell'altro e che poi invece hanno formato delle amicizie molto solide che sono proseguite poi anche dopo il viaggio. Perché questa è una cosa particolare, la perplessità in genere che si hanno è quella che ma io in un ambiente così stretto con della gente che non conosco, poi ho voglia di scappare. In realtà il mare non dovrebbe dare questo senso di angustia. Assolutamente. Comunque io penso che sia importante che ci sia una persona che sa portarle, che sa trainarle nel giusto senso. Ecco, in modo che queste persone vedono l'aspetto migliore della navigazione e del lavoro di gruppo. Ecco. E lo apprezzino quindi. Senti, rispetto alla tua molta vita di mare, quali sono delle cose proprio belle del mare come natura? Perché so che tu sei un amante sia del mare ma anche della natura più in generale. Sì. E quindi c'è qualche cosa che pensi che non dimenticherai mai? Sicuramente l'incontro che ho fatto in mezzo all'Adriatico con un pesce luna. Com'è un pesce luna? Il pesce luna è un pesce enorme, pesa circa 300 kg. Però. È rotondo come la luna piena. Di che colore è il pesce luna? È grigio e ha una bellissima pinna sopra che sembra quella di un pesce cane. Per cui ha attirato la nostra attenzione perché credevamo che fosse un pesce cane. No? Abbiamo fermato la barca e siamo rimasti a vedere. Questo pesce ha cominciato a girare intorno alla barca e veniva dove c'era la scaletta del bagno, veniva su, ci guardava con questi due occhioni enormi, dopodiché si rituffava e faceva il giro, e sempre così, insomma, ha fatto per una decina di minuti ha fatto questo carosello. Quindi si fanno dei bellissimi incontri in mezzo al mare. È stata un'esperienza
veramente unica, perché penso che non si ripeta tanto spesso. Credo, Ecco. infatti, invece i delfini se ne I delfini, incontrano. sì, i delfini sono simpatici, sono allegri perché danno allegria, perché saltano, corrono, però questo pesce sembrava proprio che venisse a guardarci. A guardarvi. A guardarci. Anche lui sarà stato stupito Sì. da voi sicuramente. Probabile, probabile. E tutto questo succede durante la traversata, Sì, che sì, comunque sì, sì. per andare in Croazia, che insomma per attraversare l'Adriatico ci vogliono a vela 9-10 ore. 9-10 sì. ore. Dopo se c'è vento forte si può fare anche in meno. Si può fare anche meno. Si può fare anche in A meno meno. che non sia contrario il vento forte, no, che allora ci si mette di più. Allora no. Senti, per chiudere, quando si torna, quindi quando rientrate a Chioggia, come la vedete Chioggia dal mare? Ha un bellissimo aspetto, perché proprio si vede dal largo, si cominciano a vedere le punte dei campanili, si comincia a intravedere lo skyline ed ha una bellissima impressione, perché poi si fa l'atterraggio man mano che ci si avvicina e l'equipaggio, che è soddisfatto della navigazione che ha fatto, la vede con un occhio particolare, insomma, ecco. Insomma, Anche è se è bello sempre tornare. la stessa, però è sempre piacevole da vedere. Il ritorno è Il bello ritorno quanto è l'andata? bello, sì, sì, sì. Bene, allora andare in mare è una buona occasione anche per vedere sotto occhi diversi la città, la terra, Chioggia. Sì, sì. Grazie Marisa. Prego. A presto magari in mare. Magari. Buon caffè a te, Grazie. buon pomeriggio Grazie. ai nostri spettatori e al prossimo appuntamento con Due Ciacole al caffè.